Ciao, io sono Gregor e oggi vi voglio parlare di Windows 8 che ovviamente ho preso un po' di appunti ma anche so qualcosa. Innanzitutto mi conoscete, io ho la pagina di Facebook, sempre stile Apple, mi piaceva stile Apple ma non perché ovviamente non so se molti conoscono il famoso Riccardo che io saluto tanto di stile Apple, un altro. Quindi per lì ho pensato di creare stile Apple perché mi è piaciuto, non lo so. Vabbè, ovviamente metterò sotto il link della pagina di Facebook, ma noi cominciamo oggi, che in molti mi hanno chiesto, anche uno mi ha chiesto quando uscirà Windows 8 e io, ovviamente, un attimo, ovviamente ho, eh, eh, vabbè, vi ho detto che farò una video recensione apposta. Bene, cominciamo. Allora, gli esperti e gli osservatori sono concordi nel ritenere il nuovo sistema operativo un'importante crescita per la Microsoft. Come sapete, Windows 7 è stato un nuovo sistema operativo, ma comunque deve stare soprattutto a recuperare terreno sul fronte dei tablet, come i tablet Galaxy Tab, penso, ma non credo, ne sono tanto sicuro. Comunque, la novità più evidente di Windows 8 è la nuova grafica del sistema operativo basato su Windows Phone 7, che ovviamente conoscete, io infatti questo telefono l'ho trovato, ma non mi è piaciuto, ma soprattutto mi piace molto Windows Phone Mango, come viene pronunciato, quindi vabbè. Ora però io vi voglio dire le 5 novità di questo Windows 8. La prima novità, avvio veloce. L'avvio avverrà in 8 secondi, quindi pensate un po', peggio di un MacBook Air, quindi figuratevi voi. Sarà molto bello, anzi penso che sul mio sarà 8 secondi perché il mio è, vabbè, è quello che è. Beh, l'aggiornamento con Windows 8. L'aggiornamento del sistema operativo potrà essere effettuato senza dover salvare su altri dispositivi, e questa è una bella cosa. Documenti e file musicali, anche file normali, per poi reinserirli, basterà proprio, sì, pigiare un pulsante. Proprio una bella cosa per la mia. Il task manager che tutti conosciamo, oltre a cambiare interfaccia, sarà semplice da consultare e consente all'utente decidere quali programmi vuol far partire all'avvio. Questa è una cosa veramente mi ha incuriosito di Windows, che meno male che finalmente ha fatto qualcosa di bello. Beh, vabbè, comunque io vado un po' veloce perché il pulsante share kern faciliterà la condivisione dei documenti e delle foto. Eh, Pigian, Pigiana share kern, come penso si chiami, si aprirà una barra che consentirà di condividere il materiale che desideriamo, che, come posso dire, con i nostri contatti in Windows Live. Beh, poi c'è un pulsante che le varie interfacce, il touchscreen, il Ouch and Slide, penso si chiama così, System, occupino tanta memoria? Ripeto la domanda. Pensate che le varie interfacce, il touchscreen, l'Ouch and Slide System occupino tanta memoria? Beh, indubbiamente occupano della memoria 281 mega. Windows 7 non faceva nulla di tutto, infatti cioè, occupava 404 mega. Per sapere le reazioni del pubblico bisognerà aspettare almeno circa 12-13 mesi. Bene, concludendo, date di uscita, Samsung ha ufficialmente annunciato che per la fine dell'anno 2012 verranno immessi sul mercato i primi dispositivi equipaggiati con Windows 8. Il nuovo sistema vabbè, di casa
Microsoft, come posso dire. Bene, vi saluto, questo è stato Sir Apple, noi ci vediamo al prossimo video.